Il 1° agosto 1926 nasce la Società Sportiva Calcionapoli e il primo simbolo della squadra fu un cavallo sfrenato, un cavallo bianco su fondo azzurro. Successivamente è diventata una N bianca su fondo azzurro, ma per quasi 100 anni il simbolo ufficioso del Napoli, soprattutto il simbolo della tifoseria napoletana, invece del cavallo è stato un umilissimo ciuccio. E vediamo perché. 1° agosto 1926, Giorgio Ascarelli, industriale napoletano di origini ebree, fondò la Società Sportiva Calcionapoli, la squadra che ci avrebbe dato tante gioie ma anche tanti dolori nei decenni successivi. E Giorgio Ascarelli volle dare al Calcionapoli un simbolo magniloquente, un simbolo tremendo, un cavallo sfrenato, il destriero napoletano, il cavallo che era il cavallo persano, il simbolo che era stato anche della stessa dinastia Borbone, un cavallo sfrenato che doveva insomma vincere tutto, sconfiggere tutte le squadre avversarie. Ma purtroppo il Napoli nell'anno di esordio andò veramente male. Perse quasi tutte le partite e allo stadio Rione Luzzatti, quello che poi sarà denominato Stadio Ascarelli nel seguito, e la leggenda vuole che un tifoso napoletano deluso dall'ennesima sconfitta della squadra sugli spalti dello stadio dice: altro che cavallo sfrenato, altro che simbolo di magniloquenza, a me sta squadra mi pare proprio o ciucce fechella, 99 chiaie e ancora frasceta. In realtà questo ciuccio di Fechella non si sa bene se sia realmente mai esistito. Chi era questo Fechella? Fechella significa piccolo fico ed era probabilmente il soprannome di un fruttivendolo del rione Luzzatti, un fruttivendolo che veniva da Torre del Greco, che aveva un ciuccio talmente malmesso, talmente vecchio e malandato che si diceva tenesse 99 piaghe e la coda fracita, 99 chiaie e la coda fracita. Secondo un'altra leggenda, la frase fu detta da un tifoso napoletano al bar Pippone a via Santa Brigida, che era uno dei centri della tifoseria napoletana. Dovunque sia avvenuta questa frase, insomma, essa fu raccolta da un giornalista napoletano. I cronisti raccolsero la frase e dal giorno dopo i titoli sui giornali fu non è più il cavallo sfrenato il simbolo della squadra, ma è a questo punto l'umile ciucciarillo, nato come, appunto, come metafora di una stagione sfortunata del Calcionapoli. Ma poi ne divenne il portafortuna. Questo ciuccio divenne il simbolo stesso della tifoseria napoletana. Sì, d'altronde, ma più che per i suoi demeriti, ecco, il ciuccio simbolo di stupidaggine, e noi ciucce, quindi una persona svogliata, oppure simbolo di testardaggine, no? Della capa tosta con mano ciucce, hai voglia lavà a capo ciucce, ci pierde l'acqua e il sapone. Ma soprattutto fu indicato il ciuccio per le sue qualità, per la sua caparbietà, per la sua furbizia. O ciuccio era caduto una volta, non ci cade più. Per la sua potenza sessuale, ciuccio carraglie, le pro battaglie. Insomma, il ciuccio e non più il cavallo diventò il vero simbolo ufficioso della squadra napoletana. Tornando al ciuccio di Fichella, però c'è da dire che poi in lingua napoletana anche tutte quelle persone che denunciano sempre dei malesseri, dei malanni, che non si sentono mai buone, ecco, in lingua napoletana parlano proprio ciucce Fechella. Quando chiedi a qualcuno mi aiuti a portare questo, no, c'ho mal di schiena, sta così, ma parla proprio ciucce Fechella, guarda, 99 chiaie e ancora fraceta.